Allora, questo simulatore ci consente di far fare pratica ai nostri specializzandi, ai nostri medici, ai medici più giovani, in maniera tale da poter effettuare questa procedura, che è comunque una procedura moderatamente invasiva e comunque fastidiosa sul paziente, da poterla effettuare prima sul manichino. In passato, quando non c'erano questi simulatori, il medico più giovane, guidato da un medico esperto, tra virgolette, doveva fare i suoi primi passi sul paziente. Oggi in questa fase, nell'azienda di Padova, l'abbiamo risolta perché abbiamo l'utilizzo di questi simulatori. Ma questo non è soltanto un simulatore per il training, ci consente di montare sul computer delle immagini TAC, delle immagini di risonanza che il paziente ha fatto precedentemente, in maniera tale da ottenere le immagini ecocardiografiche. Quindi noi, prima di entrare in sala, possiamo già provare sul simulatore le procedure, le immagini che troveremo poi in sala operatoria. Questo riduce ovviamente i tempi della procedura e migliora la qualità dell'assistenza.